dice lo sfondamento perché ancora non ha cominciato a pescare. Comunque dà la voce del campo. Ancora sta provando. Posso fare una foto distinta? Posso fare una foto distinta? Anche l'altra. Grazie mille. Grazie. Aspetta che salutano la nostra. Da quanto tempo va? Buon pomeriggio da parte di Federico Sere, siamo tornati al centro sportivo Cus Palermo per la partita odierna che vedrà affrontarsi Cus Palermo contro Panormus. Cus Palermo che cerca punti per allontanarsi dalla zona playout, che oggi affronta la capolista Panormus che vuole allungare la sua distanza dalle inseguitrici. Noi ne approfittiamo subito, vediamo le squadre schierate in mezzo al campo per dare una rapida lettura delle formazioni, partendo ovviamente dalla squadra in casa che si schiera oggi con Costanzo in porta. Poi abbiamo Pecorella, Licalzio il capitano, poi abbiamo Anello, Casisa, Lo Iacono, Marchese, Di Marco, Campora, Loverso e Abubakar. Vediamo poi in panchina, troviamo La Fata, Leonardo, Tagliavia, Gua, Pupella, Aricò e Marcianò. Panchina di lusso oggi per il Cus, molti di questi giocatori sono stati titolari nelle ultime partite, scelte del mister sicuramente attuate anche per affrontare meglio questa partita. Mentre dall'altra parte andiamo subito a rapida lettura delle formazioni per quanto riguarda la Panormus, che si schierano con andiamo subito a rapida lettura con Lo Iacono in porta, poi abbiamo Di Filippo, abbiamo Piazza, abbiamo Tusa, abbiamo Turci, abbiamo Ospitaleri, abbiamo Violante, poi abbiamo con il numero 8 Cangemi, poi abbiamo con il numero 9 Lenzi, poi abbiamo con il numero 10 Zito e con il numero 11 Giuliano. Distinta non il top, questi sono tutti numeri sfalsati, quindi è complicato. Le squadre, come potete vedere, si caricano prima dell'inizio della partita, racchiuse in cerchio per darsi la giusta carica per affrontare al meglio questa partita. Sono 90 minuti di fuoco, 90 minuti divertenti, nessuno vuole lasciare niente a nessuno, si prospetta una partita molto molto attiva.
Siamo pronti a iniziare, manca pochissimo al calcio di inizio di questa partita, che vedrà il possesso di maglia bianca oggi per il Cus, invece completo giallo per la Panormus. Siamo pronti ad affrontare questi 90 minuti che inizieranno a brevissimo. Siamo pronti, andrà a battere Campora questo calcio d'inizio. Aspettiamo solamente il fischio di inizio da parte del direttore di gara che sta per arrivare. E arriva in questo momento, si parte con possesso Cus. Casisa allarga, adesso il pallone a cercare Anello, che controlla, si orienta, vuole puntare avanti, poi decide di sterzare e tornare indietro, andare dal proprio capitano Dallicalzi, che torna da Costanzo, che si appoggia su Casisa. Alza la testa, il numero 5 vuole i compagni vicini, poi decide di allargare il pallone per andare da Pecorella, che la controlla, va centralmente, il pallone non è dei migliori, poi l'ha spizzata qui Marchese, è tornato indietro saggiamente da Anello, che la controlla e va a largo. Ancora Casisa, cambia gioco, va a cercare Pecorella con una palla complicata, c'è il recupero di palla a Panormus e poi subito recuperato da parte del Cus Palermo con Anello che mette ordine e va a largo dagli calzi. Alza la testa, il capitano vuole i compagni vicini, va lungo linea adesso a cercare qui Campora, voleva girare la palla avanti verso il proprio compagno, giocata non riuscita, però guadagna rimessa laterale, applaudito comunque dai suoi compagni, giocatore del numero 9. Adesso sale alla rimessa Di Marco che andrà Anello. Rimessa battuta centrale, palla che si impenna in quella zona di campo, poi palla allontanata dalla Panormus però sul lato di campo occupato dalla difesa del Cus Palermo, che ricomincia saggiamente da Costanzo, che mette ordine alla controlla e gioca largo adesso a cercare Pecorella, che però non riesce a tenere il pallone in campo, regala una rimessa gialla che finalmente possono affacciarsi in zona offensiva. Rimessa Panormus, battuta lunga a cercare il proprio attaccante che gira questo pallone. Arriva lì a Abubakar che non riesce a mettere la zampata. Palla che finisce larga, adesso c'è il possesso palla, cross in mezzo, lì c'è solo Casisa che allontana il pallone, palla che si impenna, ancora Marchese decide di allontanare il pallone, ancora sui piedi del numero 7, Violante che poi gira il pallone, si passa su centralmente, palla allargata, buona questa trama offensiva. Vuole puntare adesso, poi c'è il cross in mezzo, Casisa mette la zampata che allontana il pallone e poi arriva lì con la mettere ordine. Il numero si tratta sempre di Loverso che con la zampata torna indietro. Vada Di Marco che poi lontani e pallone va a cercare adesso Campora che vuole autolanciarsi, non riesce a superare il diretto avversario, poi la finisce per la facile del portiere, dato ovviamente del numero 1 lo Iacono, che gira subito il pallone, va a largo, adesso in possessione dal basso Panormus. Lo Iacono allarga il pallone, gioca vicino, poi si torna ancora dal numero 1 che passa su Piazza, gioca largo, adesso a cercare Violante che può controllare, può andare avanti, il numero 7 decide poi di andare centralmente, lo fa dal proprio capitano che gira questa palla tra centralmente, poi palla allargata, bene, questa trama offensiva interessante della Panormus, però non rischiano la giocata, si ritorna nelle vie centrali con la palla giocata adesso da Spitaleri che va a lungolinea, palla a cercare il attaccante che vuole la sponda, poi c'è tiro in porta di controbalzo, bella qui l'azione, anche la sponda del numero 9 ha fatto una bella giocata. Si tratta ovviamente di Lenzi che ha appoggiato il pallone dietro, tiro però Smilenko che si spegne al molto lato della porta difesa da Costanzo, dove c'è possesso per Pecorella che vuole tentare un dribbling di troppo, palla recuperata appunto da Lenzi che vuole puntare adesso il numero 2. Lenzi vuole passare però Pecorella, gli morde caviglie e poi è lontano il pallone come può. Sulla parte di Abubakar che lotta in mezzo al campo, palla che riesce a raggiungere il numero 11, ancora lotta in maniera cattiva a recuperare questo pallone, però difende bene il pallone e poi ritorna Campora che butta il pallone avanti dove non c'è però nessuno, c'è solo Turci che mette ordine. Va
centralmente, palla d'esterno sbagliata, recuperata da Di Marco che può accelerare, vuole sterzare Di Marco, poi va a profondo a cercare campo, la palla che non raggiunge destinazione, palla subito recuperata dalla Panormus. Palla larga, qui c'è l'impostazione dal basso da parte del numero 10, si tratta di Zito che poi ritorna indietro, palla adesso allargata larga da Violante, vuole girare di prima a cercare ancora Zito, palla che non raggiunge destinazione, poi palla si impenna sul petto di Bubacar che è costretto a regalare rimessa laterale che sarà gialla. Rimessa battuta centralmente ancora Violante, pure la giocata in mezzo, buoni passaggio, buona anche la girata, palla tornata ancora dal numero 7 che vuole puntare adesso Marchese, non supera il numero 7 però guadagna alta rimessa laterale che sarà appunto sua, adesso vuole movimento, palla giocata corta, c'è lo scarico ancora su Violante che vuole il cross in mezzo dove c'è solo Bubacar che la spizza però male, la palla rimane in piede del numero 11 che vuole girarsi, poi c'è l'inserimento del 10 che gira questa palla perfetta, c'è il tiro in porta e c'è l'1-0 Panormus con l'assist al bacio di Zito verso il numero 9 che a tu per tu con Costanzo non poteva sbagliare ed è il gol realizzato da Lenzi, gol dello 0-1 che sblocca il risultato al quinto minuto. Trama offensiva gestita bene da parte della Panormus con i suoi giocatori di qualità, poi bellissima l'imbocata del 10 a cercare lì Lenzi che tu per tu con Costanzo non si fa perdonare, spiazza il pallone all'angolino dove non può arrivare il numero 1, realizza il gol del 0-1 che noi siamo adesso al sesto minuto. Pecorella alza testa, vuole andare lungo a cercare campo, la palla che non raggiunge la destinazione, presa qui da Spitaleri che gioca corto, poi si torna indietro, palla allontanata, profonda, adesso a cercare ancora a cercare la sponda che finisce su Lenzi che vuole puntare adesso il numero 9, non passa però, dice solo Pecorella, si appoggia da Casisa che vuole uscire con la zona di campo stretta, Casisa però lotta, alla fine allontana e poi un po' a cercare Campola che deve lottare contro due avversari, sono Turci e Spitaleri, non riescono ovviamente ad arginarlo, poi ancora giocata bene della Panormus che esce da quella zona di campo e Bubacar appoggia bene dall'Overso che scambia, che duetta con il numero 11 che sta per scivolare, poi palla regata adesso a cercare Campola, vuole puntare il numero 11, non riesce a superare qui il diretto avversario che strappa il pallone, poi palla si impenna in mezzo al campo, palla profonda a cercare ancora Lenzi, a tagliare la linea difensiva. Lenzi deve proteggere il pallone, lo sposta, va ancora Lenzi, lotta, poi la palla finisce in preda del Cuspermo che allontana con Pecorella, prende in pieno il giocatore giallo e guadagna rimessa laterale. Bubacar deve proteggere questo pallone, cade e con questa palla in mezzo al campo. Anello gira il pallone, adesso si abbassa la Marchese per impostare, servito il numero 7, vuole aumentare la trama dei suoi, adesso si passa da Licalsi che va all'ungolina, palla complicata, palla recuperata subito ancora Licalsi, vuole metterci una pezza, poi finisce il pallone su Licalsi, su Casisa che con una sterzata fa beffa di un avversario, poi va lungo a cercare Campora con una buona palla subito intercettata, si deve credere a Bubacar che corre, l'appoggio di testa, va dall'Overso, non c'è fallo secondo il direttore di gara, palla che si impenna in mezzo al campo, palla adesso girata larga, poi palla buttata dove c'è solamente lo Iacono che mette ordine, ricomincia adesso da Licalsi che va ad Anello che si appoggia da Pecorella, vuole entrare dentro il campo, lo fa bene qui il numero 2, sterza, vuole il movimento dei suoi, va a cercare l'Overso con una palla complicata, palla subito intercettata da Zito che mette ordine e poi torna da Turci, si appoggia su Spitaleri, va al largo con una palla complicata che deve crederci qui per rimanere il pallone in campo, lo fa con una bella giocata qui Cangemi che recupera il pallone e la manda sui piedi turci.
Palla allontanata adesso, lungolinea, a cercare la velocità delle di Filippo, che entra dentro il campo, va Di Filippo, sterza, mette il cross in mezzo, palla deviata e sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo, salgono le torri, andrà a battere zitto questo calcio d'angolo. Pronto a impensierire la difesa avversaria, sono sia Turci che Spitaleri in area di rigore, poi a saltare. Va zitto, va a cercare proprio Spitaleri che salta di testa. La palla però colpisce in pieno un avversario, che la palla si spegne ancora in calcio d'angolo. Andrà ancora zitto, come prima va a cercare il primo palo, palla contesa, poi rimane ancora là. Sarà, anzi no, non sarà calcio d'angolo, ma sarà rimessa dal fondo, se è insegnata dal direttore di gara. Rimessa che andrà a battere Costanzo, vuole accelerare le operazioni. Si è passato di calci accanto a lui per ricevere il pallone. Costanzo però mette ordine, adesso va dal proprio capitano. Lì Calzi la controlla, si orienta e poi si appoggia su Casisa. Vuole impostare adesso il numero 5. Non vede il movimento da parte dei suoi, torna ancora da lì Calzi. Guarda avanti il capitano, poi decide di tornare indietro. Va dal proprio numero 5 del proprio mediano che allarga il pallone, va a cercare Pecorella. Una buona trama, si è inserito poi qui Abubakar. La palla per il numero 11 è buona. Deve sterzare dentro il campo, la palla passa, poi palla allontanata. Casisa salta, lotta con il diretto avversario, palla ancora allontanata. Forse c'è fuorigioco di Di Marco segnato dal direttore di gara. E così si prenderà con fallo in zona difensiva per la Panormus. Spitaleri batte corto, si passa ancora dal numero 6. Gioca su Turci. Ancora Spitaleri. Finta, Spitaleri va avanti, poi allontana il pallone come può, con un lancio teso a cercare la velocità delle proprio laterali difensivo, che raggiunge questo pallone con una velocità abnorme qua di Filippo, che poi deve sterzare, deve lottare e guadagna alla fine niente, perché la palla si spegne rimessa laterale. Ha uno sprint allucinante il numero 2. Pecorella guarda avanti, poi del movimento della buia di Abubakar, servito il numero 11 che deve lottare adesso con il numero 3, palla che non raggiunge la destinazione, palla che si impenna in mezzo al campo, ci deve lottare lì Marchese, poi palla appoggiata, adesso Violante che non può raggiungere questo pallone, la manda in rimessa laterale, sarà rimessa bianca. Abubakar risponde il pallone, va su Pecorella che la tira addosso al numero 7 e guadagna metri, guadagna rimessa laterale. Marchese, ancora Pecorella, va a cercare Abubakar che vince il duello di fisico, poi cade a terra, voleva farlo, quel numero 11 non segnato al direttore di gara, si prenderà con rimessa gialla. Se non occupa qui Violante sul punto di battuta, vuole il movimento dei suoi, il numero 7. Va lungolinea Violante, palla che non raggiunge la destinazione, salta Pecorella, lì c'è Abubakar che mette ordine, va dentro a cercare Campura, poi Turci allontana come può in mezzo al campo, palla controllata bene da Zito che allarga il pallone a cercare Renzi, palla troppo lunga per il 9, la raggiunge qui lo Iacono che va adesso lungo a cercare il movimento di Campura, c'è la chiamata qui il numero 1, palla però presa da Turci e mandata laterale, adesso c'è Di Marco che vuole puntare, si accentra, gioca di tacco, una palla che finisce sui piedi di Loverso che la allunga ancora sul numero 6 che deve lottare, vuole proteggere questo pallone, poi si lotta ancora con Spitali che vuole allontanare la palla, poi si autolancia un'altra volta qui il numero 2, ora riesce però a recuperare il pallone e sta rimessa laterale. Loverso si appoggia, si va a lungolinea adesso tra le linee, questo pallone ancora Loverso, vuole il tiro in porta. Primo tiro tentato da parte del Cuspermo, siamo arrivati al 15° minuto, uno squillo, almeno per dare coraggio ai suoi e mettere ancora più pressione.
Lo Iacono batte questa rimessa, si appoggia da Turci che poi va largo a cercare Piazza, si orienta, torna ancora dal numero 1. Turci profondo a cercare Lenzi, la palla raggiunge il 9 che vuole crederci, deve lottare con Licalzi che però gli strappa via il pallone. Adesso il capitano poi vuole mettere ordine sui suoi, si appoggia su Anello. Pecorella si riappoggia ancora dal numero 4. Licalzi va Licalzi, adesso va a cercare lo Iacono che va a lungolinea Di Marco che mette queste palloni in mezzo dove non c'è però nessuno. Adesso ci sono solamente maglie gialle che mettono ordine, poi c'è questo lancio in profondità a cercare bene qui il numero 11. Si tratta di Giuliano che voleva puntare, poi lotta contro gli avversari, perde il duello di fisico, poi palla recuperata del Cusco Palermo. Si ricomincia dalle parti di Anello che si sposterà adesso alla sua sinistra del campo, poi palla allontanata come si può dallo Iacono a cercare Campora che lotta, poi la prende Di Marco di testa dove c'è solamente di Filippo che allontana la rimessa laterale. Si cerca di guadagnare campo il Cus Palermo. Lo Iacono batte questa rimessa che passa a cercare Di Marco che vuole il cross in mezzo. Turci messo bene allontana. Lì c'è Marchese che vuole lottare contro il Zito, poi palla presa dal numero 10 e palla allontanata verso il numero 11 che può partire palla al piede. È veloce, poi deve sterzare che non vede i compagni vicini. Alla fine guadagna il massimo, guadagna il rimessa laterale. Ha fatto un bel lavoro qui Giuliano, che ha portato tutta la palla per 30 metri lungo il campo. Poi ha trovato il massimo per rimessa laterale per far salire i suoi. Messa che andrà a battere Violante, vuole i compagni vicini. Adesso si appoggia ancora sul numero 7. Palla buttata in mezzo, cerca Sisa che mette l'ordine, allontana il pallone. Lenzi lotta col numero 5. Anello allontana. Turci svetta sopra la testa qui di Campora. Poi c'è fallo in mezzo al campo segnalato e si ripartirà con fallo per il Cus Palermo. Marchese appoggia su Pecorella che sbaglia il controllo, si trascina la palla fuori. Palla regalata adesso alla Panormos con un gesto tecnico rivedibile. Violante vuole puntare, sterza 2 feet e poi torna indietro. Piazza si appoggia su Turci che passa da Spitaleri. Si orienta a Spitaleri, va a Lungolini, adesso c'è Carezzito che la controlla e poi torna dal numero 6. Ancora Turci. Piazza, palla un po' corta per Turci che infatti allontana il pallone come può. Palla si impegna a cercare Lenzi che lotta con Licalzi che però la prende il capitano, poi palla appoggiata su Pecorella che deve proteggere questo pallone. C'è sullo scarico Marchese che va a cercare Abubakar con una palla complicata che si spegne subito, rimessa laterale, battuta subito da Piazza, appoggiata la palla centralmente, palla a cercare adesso il numero 7 Violante che guadagna alta rimessa laterale. Cangemi poi imposta la palla, poi si va largo, adesso c'è Caretusa che imposta e torna da Spitaleri. Vuole in movimento da parte di Filippo, palla troppo lunga a cercare il numero 2. Palla si spegne sul fondo e sarà rimessa al fondo che andrà a battere subito Costanzo. Vuole il movimento dei suoi, si appoggia l'anello. Pecorella vuole il movimento del Bubakar incontro, servito non 11 anticipato però da Violante che lotta ancora sul pallone, allontanato da Anello. Marchese ha superato la pallone ancora Bubakar, prende un calcetto però si continua a giocare. Ancora Bubakar lotta, lì c'è Marchese che si appoggia, va da Campora che vuole giocare di prima, va da Marchese, bolla qui l'uscita, Marchese deve proteggere il pallone e vuole giocare di tacco. Turci lo sposta di fisico e allontana il pallone però sul petto di Casisa che va al cambio gioco a cercare lo verso, palla complicata, lì ci deve credere lo Iacono che lotta e commette fallo in attacco.
Piazza col pallone tra i piedi, vuole andare tra le linee a cercare adesso Giuliano che deve lottare, recupera il pallone numero 11, poi va largo con una palla però totalmente fuori misura, raccolta dallo Iacono che alza la testa e guarda avanti. Invitato al lancio lungo, va adesso a cercare Di Marco che è veloce, ma deve lottare con Di Filippo che è altrettanto veloce. Trascinato fuori qui Di Marco, fa un gran lavoro Di Filippo che è veloce, si fa sentire la sua velocità, guadagna rimessa al fondo. Turci, lo Iacono, va da Piazza, si passa ancora dal numero 1. Turci la controlla, si orienta, guarda avanti, poi va centralmente a cercare Zito, esce adesso la Panormus con una buona uscita palla a terra, poi si appoggia su Spitaleri che non vede compagni da servire e va col lancio lungo a scavalcare la linea. Bello questo lancio, ci deve cadere lì lo Iacono che lotta, poi vuole l'uscita del proprio portiere, vuole l'uscita di Costanzo che si sicuro la blocca e gioca subito la palla su Anello. Pecorella controlla ancora una volta un po' difettoso, poi si ritorna da Anello che ritorna da Costanzo. Casisa è solo, si gira, va ancora Casisa, vuole compagni vicini, non vede nessuno, poi vuole il movimento di Pecorella, poi si appoggia saggiamente Ranello che va profondo adesso a cercare Pecorella. C'è Bubacara tra le linee, voleva essere servito il numero 11, palla però si impenna in calcio d'angolo e si riprenderà con il calcio d'angolo per il Cus Palermo che si affaccia per la prima volta con un calcio d'angolo, tutti in area di rigore. Pasuto corto su Casisa che si appoggia ancora dallo Iacono che vuole sterzare adesso il numero 6, fa una bella cosa, poi vuole il cross in mezzo, Murato poi ci crede ancora, si appoggia su Casisa che adesso crossa basso sul primo palo, palla passa, palla poi non raccolta da nessuno, palla lontana però sui piedi di Marchese che vuole alimentare l'azione offensiva, si è appoggiata alla palla larga, scambio perfetto, adesso c'è il cross in mezzo, lì c'è solo appostato bene il numero 8 che allontana la palla recuperata ancora da Marchese che poi torna indietro e va da Anello che si appoggia a Di Marco, rimane ancora in zona offensiva per il Cus Palermo. Di Marco va al cross, deve uscire quello Iacono che la fa sua, si era un po' perso l'azione però ci siamo. Turci torna dallo Iacono per la centrale di Piazza a servire adesso il numero 8 che vuole impostare e poi torna ancora da Piazza che allontana come può però scaraventa la palla e rende rimessa laterale, regala rimessa bianca. Siamo mai in metà primo tempo, il risultato che vede la Panormus in vantaggio per 1-0 ai danni del Cus Palermo con il gol dopo 5 minuti da parte del numero 9 di Lenzi. Adesso c'è la sterzata, vuole passare, si porta il pallone avanti, poi Renato Rieming non passa, poi palla recuperata, però la palla regalata a Zito che la controlla, si appoggia sul proprio numero 4 da Sutusa che si gira e poi ricominciazione da Spitaleri. Va Spitaleri, vuole il dribbling, poi va ancora da Tusa che gioca su Zito che da solo può inventare qualcosa, va Zito, vuole il tiro in porta, vuole la cosa più complicata, guarda si spegne totalmente larga. Casisa
Anello va a profondo, ci cade Pecorella che vuole il dribbling, passa ancora Pecorella, vuole passare 2 volte, poi alla fine guadagna calcio in angolo. Ha fatto un bel lavoro qui il numero 2, passato prima su Violante con una bella giocata, poi non ha sfondato su Piazza, ma guadagna calcio in angolo che può essere importante per dare fiducia ai suoi. Calcio d'angolo, adesso si andrà invece col calcio d'angolo profondo, chiama lo schema adesso lo Iacono. Va sul secondo palo, il cross attraverso tutta l'area di rigore, poi si spegne sul fondo, nessuno attacco del secondo palo, schema che non è riuscito, palla regalata, adesso la Panormus che andrà alla rimessa al fondo. Turci guarda avanti, adesso va tra le linee a cercare Lenzi che salta di testa, la prende però Licalzi che manda tutto in rimessa laterale. Adesso può risalire la Panormus in zona offensiva, vuole andare a battere Di Filippo questa rimessa laterale, se vuole compagni vicini il numero 2. Forcing offensivo del Cus che però non si è scaturito in nessuna occasione importante in questi 5 minuti e passa che ha attaccato con costanza il Cus Palermo. Adesso c'è il possesso palla gialla, adesso Lenzi vuole impostare, vuole girarsi, ma 9 va lungo linea. Buona questa traccia, a cercare ancora Di Filippo che vuole il cross in mezzo, palla deviata e sarà calcio in angolo. Calcio d'angolo che andrà a battere Zito, va forte in mezzo all'aria, palla raccolta da Pecorella, però allontanata. Poi c'è il passo sbagliato di Piazza, regala la palla da Boubacar che lo verso va lungo a cercare subito Campora che vuole correre contro Turci, va a Campora, si sposta il pallone su Turci, poi il campo è finito, Campora si è allungato troppo il pallone, Turci è stato bravo a contenerlo, sarà rimessa. Turci va a profondo, raccolta la palla bene da Lenzi che vuole girarsi, cerca compagni dell'archi, poi si cerca Violante che si scontra con Pecorella senza fare il secondo direttore di gara, si prenderà con rimessa, ma torna subito sui suoi piedi di Marchese che alza la testa, si orienta, vuole i compagni da servire, Marchese non vede traiettoria, poi allarga la palla sullo Iacono con una palla un po' complicata da controllare. Iacono entra dentro il campo, vuole dentro la palla a cercare lo verso, palla con buona, poi esce qui Spitaleri che allontana sulla testa di Licalzi e va subito Danello. Pecorella vuole puntare adesso il numero 8, palla non recuperata, poi Pecorella vince il contrasto per continuare pure rimessa, perché va a cercare Campora, la rimessa passa, va a Campora, vuole il cross sul secondo palo che è buono! Allontanato da Spitaleri all'ultimo perché era arrivato Di Marco, sono sia Di Marco che lo verso pronti a concludere quella palla ottima di Campora. Spitaleri mette una pezza e la manda in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che andando a battere ancora corto sui piedi di Casisa che lascia poi lo Iacono. Si appoggia ancora dal numero 5 che va col cross, smanacciato dallo Iacono, ci deve credere Boubacar. Lotta, vuole allontana la palla sui piedi di Cangemi, adesso vuole puntare Violante che non riesce a passare, chiude bene qui Licalzi. Pecorella serve Marchese, si è staccato Licalzi, riceve adesso il capitano che guarda avanti, va a profondo, adesso a cercare il movimento di Campora di Boubacar che è in posizione regolare, cross in mezzo, nessuno attaccato all'area di rigore,
tutti rimasti fuori, poco movimento da parte dei giocatori offensivi. Era buonissima la parata di Boubacar. Turci allontana in calcio d'angolo. Vediamo se andrà a battere di nuovo lo schema da calcio d'angolo in due oppure se andrà direttamente con la palla lunga. Se la palla di nuovo sul secondo palo a cercare compagni, salta Turci, palla rimasta là, Anello la spizza, ci deve chiedere solo i calci, vuole girarsi, mette questo traversone all'interno del rigore, poi ci chiede Pecorella che tira in porta, la schiaccia, palla si spegne molto lontana dalla porta. Turci serve Spitaleri che con una finta sorprende qui lo verso, poi palla scaricata su Cangemi, va da Piazza, la controlla il numero 3, poi va largo ancora da Cangemi che si è staccato, è andato largo con la suola, sorpassa Boubacar che lo stende, commettendo fallo, si ripartirà con fallo a metà campo subito, battuta Violante, va a cercare Tusa, la controlla il numero 4, va ancora De Violante che decide di sterzare, c'è ancora il pressing di Boubacar, ancora un'altra volta falloso, deve stare attento e non dice se non vuole prendere cartellino giallo. Piazza, Cangemi scarica su Tusa che di punta gliela dà, va ancora il tiro in porta, facile però per Costanzo che la blocca in presa sicura. Lo Iacono guarda avanti, va profondo dove non c'è nessun compagno maglia biancata che può ricevere questo pallone, palla totalmente buttata dal numero 6, palla regalata all'altro Lo Iacono che la fa sua e poi gioca subito da Piazza. Turci, Spitaleri guarda avanti, gioca centrale da Lenzi che si è staccato con la giocata di prima, adesso a cercare largo compagno, palla che raggiunta da Casisa che allontana questa palla tra le linee, palla che rimbalza sul terreno di gioco non perfetto, non raggiunge Campora la destinazione del pallone, palla poi regalata subito Diacono che va subito a Spitaleri che vuole la giocata su Lenzi che la appoggia sul sito, che va subito largo a cercare Di Filippo che può correre Di Filippo, entra Andrea Di Core, vuole il cross in mezzo allontanato Ranello, quanto basta per dare aria ai suoi. È 10 e 5 e 5 meno un quarto, no, un momento, 4 minuti meno un quarto, 10. Rimessa laterale, battuta corta sui piedi di Zito che vuole il cross in mezzo, cross interessante a cercare dall'altra parte Violante, poi allontanata, ci deve cadere di Boubacar e salta Piazza che l'anticipa con un grande intervento, che ora deve allontanare il pallone, la palla svirgolata, rimane lì dove c'è il tiro in porta di Giuliano che non impensierisce, però Costanzo, palla si spegne sul fondo. Casisa con la palla ai piedi, va a largo d'Anello che va profondo a cercare Boubacar che vuole la spizzata a cercare Campora, non si è servito, stava dando lo verso che è un po' fuori partita in questo primo tempo. Zito va al lancio lungo a cercare Giuliano con un lancio perfetto, però c'è fuori gioco, segnalato la porta di direttore di gara. Lo verso, ritorna indietro, va da Licalzi, controllo un po' difettoso, ci deve credere il numero 3, va lungo ancora da Loverso che lotta con Tusa, poi lo Iacono allontana dall'altra porta a cercare Boubacar col cambio gioco, fuori gioco segnato dal direttore di gara, beccato in fuori gioco a Boubacar.
Piazza va a lungo a cercare Lenzi che crede su quel pallone, poi arriva Giuliano, appoggia su Lenzi che allarga bene il pallone, va a largo a cercare Di Filippo che la mette giù, vuole correre il numero 2, sterza bene Di Filippo che attende di rigore, poi arriva lì lo Iacono che lo manda fuori, però palla ancora per il numero 2, vuole puntare lo Iacono, passa ancora Di Filippo, perde l'equilibrio, però per non c'è fallo su un secondo direttore di gara, ma sarà solamente rimessa bianca. Licalzi, Anello si orienta e va da Pecorella. Si ritorna da Costanzo, vuole giocare con i piedi, la controlla il numero 1, adesso si fa largo a cercare Licalzi. Si inserisce Marchese, fa un bel break, poi va allarga il pallone a cercare Di Marco che la può ottenere in campo, vuole puntare Di Marco col doppio passo, poi si porta la palla sull'esterno, appoggio su Marchese che vuole sterzare su Sito che però gli strappa il pallone, la palla rimane ancora là, ancora Di Marco, vuole lottare, vince un contrasto, poi va a rimorchio a cercare Loverso che si era inserito bene con la giocata, palla allontanata, poi dice Pecorella che deve vedere sul pallone, c'è arrivato anche Lenzi che recupera il pallone, fa un grande lavoro il numero 9. C'è la sovrapposizione adesso di Violante, Lenzi però mette ordine saggiamente, allargata a Zito. Giuliano. Era Cangemi, scusatemi. Tusa va a profondo, vuole andare vicino con qualcuno dei suoi compagni, poi Tusa mette ordine, ricomincia da Piazza, si è staccato a ricevere il pallone, c'è largo Violante, servite il 7 che può puntare, infatti fa questo, Violante si accentra dentro il campo, lo fa bene, va ancora il numero 7 però strattato da Pecorella che recupera il pallone, poi va da Boubacar, per solo 3 uomini, va tra linee a cercare campo, da proteggere questo pallone su Turci, viene rimessa laterale, c'è subito Loverso che si è inserito, ci deve credere, va Loverso, vuole il dribbling, non passa, però su Spitarelli che gli strappa via il pallone, poi allontana sui piedi di Cangemi che da solo può impostare, va subito largo Zito, passa ancora da Cangemi, ancora il numero 10 ma è tornato il Cusè in posizione, non dando spazi per la manovra offensiva della Panormus. Qui c'è l'anticipo di Boubacar, lì c'è Piazza che allontana il pallone sui piedi di Violante che la controlla, vuole centrarsi, poi va da Tusa, controlla il pallone, la protegge, torna ancora da Piazza di prima, stata linea di pressing, si va da Zito che allarga il pallone a cercare Di Filippo, ora riletto dallo Iacono, poi Casisa lotta, anticipato però da Cangemi che tira in porta lontanissimo. Pecorella va a lungo, palla regalata, palla che passa per un attimo, aveva sbagliato l'intervento Piazza, anche Turci ha lasciato scorrere il pallone, lo Iacono poi deve allontanare questa palla sui piedi di Giuliano che deve lottare di testa, vuole la spizzare sui piedi di Lenzi che la controlla, così da allargarsi il numero 9, vuole i compagni vicini, poi con movimento dei suoi Lenzi deve proteggere il pallone, poi larga da Zito che esce quel pallone che si sarà lo strattona commettendo fallo. Fallo per la Panormus, salgono le torri, pronto a soffrire di questa palla inattiva. C'è il cross in mezzo, la palla che passa, salta Turci anticipato, poi lì c'è Tusa che vuole il tiro in porta che esce di poco. Anello guarda avanti, cerca Boubacar con una palla troppo lunga, raccolta da Violante che gioca centralmente la Tusa che lascia il pallone
Anzi, la palla ancora sul numero 4 che va adesso da Violante, che controlla male, il pallone se lo trascina fuori. Pecorella, Campora, appoggia di testa, Anello va a lungolinea, non c'è nessuno. Turci alza questo campanile che deve mettere giù Casisa, la mette giù Marchese che va tra le linee a cercare Abubakar per la raccolta, poi da Tusa che va da Violante che passa ancora al numero 4, che alza la testa e va tra le linee a cercare Benezito. Largo il pallone a cercare Violante, anticipato Abubakar che poi fa un gran lavoro difensivo, la manda in rimessa laterale. Siamo adesso entrati al 40° minuto, mancano 5 minuti per il recupero alla fine di questo primo tempo, che attualmente avete ancora il punteggio sull'1-0 per la Panormus. Sito allarga il pallone, va da Spitaleri che ha campo per salire, lo prende tutto il numero 6, va al largo adesso con una palla intercettata proprio da Di Marco, poi commette fallo a Spitaleri per non far ripartire il numero 8. Anello si è staccato, poi va largo da Pecorella, controlla e alza la palla a cercare ancora Anello, che è costretto a tornare indietro, va da Costanzo che deve andare lontano su questo pallone a cercare ancora il numero 2 che la vuole tenere in campo per uscire, finito per la finisce rimessa laterale, che andrà a battere adesso il numero 3 Piazza. Però poi lascia la palla a Violante che vuole accelerare le operazioni, poi vuole il movimento dei suoi, si è staccato. Cambio rimessa, ha sbagliato a battere quella rimessa Violante, ha regalato palla a Pecorella che andrà lui alla rimessa. Campora lotta, palla allontanata la Piazza che si impenna, Marchese di testa, l'appoggia, poi c'è Violante che la mette a terra, palla che non scende, ancora Abubakar si appoggia, poi Violante lotta, recupera il numero 7 che va adesso da Piazza, che ricomincia saggiamente dallo Iacono, si orienta e va largo da Spitaleri, alza la testa Spitaleri, va profondo con un lancio lunghissimo a cercare il movimento di Lenzi che lotta contro lo Iacono. Lo Iacono però mette il fisico davanti, fa una grande copertura e poi va a cercare Di Marco, vuole dirmi che non passa però sul sito. Spitaleri a cercare ancora bene Lenzi che controlla, poi lunga un'altra volta la gamba per recuperare questo pallone, poi palla recuperata adesso dal Cusse col lancio per cercare Abubakar, palla un po' troppo lunga, Abubakar deve chiederci, vuole la giocata, la palla è uscita, secondo il direttore di gara secondo me non era uscita. Turci guarda largo, va da Spitaleri, Sito Di Filippo la può mettere giù, poi vuole il dribbling, non passa, allontanato, la palla dove c'è lo verso, vuole la giocata di tacco, Spitaleri però non si va a sorprendere. Allora alza questo campanile dove salta Di Filippo, spinto adesso da Iacono, non c'è fallo, Casisa di prima vuole la giocata avanti, anticipato però Spitaleri che allontana sotto il pallone sui piedi di Giuliano che è in posizione regolare secondo il direttore di gara, anzi no, si è segnalato fuori gioco. Anello, quando manca un minuto e fine al primo tempo, deve aumentare il pressing offensivo del Cus Palermo. Sito non prende quel pallone, lì c'è Casisa che allarga, va dallo Iacono, guarda avanti, va profondo con un cross buono a cercare Campora che ha fatto scorrere questo pallone. Giuliano la spizza a cercare un altro Lenzi che deve lottare con i calci. Spinge Lenzi, li calzi però si mette bene col fisico, si gira sul numero 9 e guarda avanti. Poi vuole questa palla a cercare Abubakar, tantino lunga per il numero 11 che non riesce
a controllare bene questa palla, si lamenta Campora con il proprio compagno, voleva il pallone lui, palla però non era perfetta per il numero 11, palla un po' alta, che spegna direttamente sul fondo. Un minuto di recupero segnato dal direttore di gara, giusto, non ci sono state tante interruzioni di gioco nel corso di questo primo tempo. Palestra allontanato da piazza, dove lì c'è solamente Pecorella che adesso vuole accedere operazioni. Vadanello. Licalzi. Si coordina, va a cercare Campora, la mette giù, vuole il tiro in porta! Si spegne di un niente questo tiro al lato. Migliore occasione, speriamo nel corso del primo tempo. È venuta con una grande giocata di Calzi a cercare il proprio numero 9, che è staccato bene dai due difensori centrali, e poi con un tiro di controbalzo ha tentato di andare all'angolino, palla che è uscita però di pochissimo dalla porta difesa dallo Iacono. La mette giù il numero 6, che è costretto a trascinarsi la palla fuori. Mancano ormai 10 secondi a fine di questo primo tempo. Se questa rimonta si spegnerà il primo tempo, che anzi no, finisce adesso, secondo il direttore di gara, 45-55, le squadre possono andare a riposare per questi 15 minuti di interruzione di gioco della prima frazione. Noi teniamo tra poco per il secondo tempo.
Siamo pronti per ripartire per questi secondi conto 5 minuti di gioco. Un cambio per le file del Cus Palermo. È uscito. Mi sa che è uscito Campora. Sì, è uscito. Forse è uscito Campora, forse no. Io ho visto che stava per entrare Marcianò. Ma non sarà così. Invece entra Leonardo. Entra Leonardo con la maglia numero 13. Vediamo di chi ha preso il posto. Mi sa che ha preso il posto di Casisa, perché non lo... no. Sì, perché non lo vedo in campo, quindi avrà preso il posto di Casisa qui Leonardo. Dall'altra parte si ricomincia con i 11 del primo tempo. Ricordiamo il parziale sul punteggio 1-0 per la Panormus, con gol del numero 9, gol di Lenzi al quinto minuto di gioco. Si è sbloccata la partita, che dopo è stata molto giocata su ritmi lenti. Anche ci sono delle poche occasioni da parte sia da una parte sia dall'altra che dall'altra, da una parte e dall'altra. Vediamo se questi secondi 45 minuti di gioco ci prospettano almeno un secondo tempo più divertente per quanto riguarda il numero di occasioni che da parte di entrambe le squadre, oppure si rimarrà con lo stallo tutto nel primo tempo, sbloccatosi poi con una grande imboccata di zitto per Lenzi, che per tu poi con Costanzo non si è fatto perdonare, l'ha piazzata all'angolino, ha realizzato il gol del 1-0. Aspettiamo il calcio inizi da parte del direttore di gara, che sta per arrivare adesso, pronti per i secondi 45 minuti di gioco. No, no. Fuori. Petito. Minchia, io pure fa. Se fammi che sono. Si è piazzato qua. Niente, ora no. Mi compiaccio come fa la cosa. Grazie. Ha un timbro di voce abbastanza ottimale. Si riprende a giocare questi secondi 45 minuti di gioco. Si va da Di Filippo, che la controlla, vuole puntare adesso Di Marco, per allontanata poi dall'Overso, mandata in rimessa laterale. Si riprenderà con rimessa gialla. Bisogna che fai il suo scatto, Antonio. Leonardo che adesso andrà a fare coppia d'attacco con Campora, in dove vogliono duettare. Adesso c'è subito rimessa Pattrosi Piri Giuliano, che vuole difendere questo pallone, trascinato un'altra volta fuori. Si ripartirà con rimessa laterale, un'altra volta gialla, battuta poi male, recuperata adesso Leonardo, che vuole proteggere il pallone sui danni, ai danni invece di Spitaleri. Conquista fallo, adesso il numero 13 fa la prima buona giocata della sua partita, vuole dare una mano ai suoi, vedere una svegliata. I suoi sono nel primo tempo stati un po' molli. Lo Iacono va ad Anello, cambia il gioco perfettamente, la mette giù bene Anello, poi va a cercare Vupacar, che la gira di prima sull'Overso, che tira subito in porta, la palla rimbalza e ce la traversa subito per il Cus Palermo. Col tiro di Loverso si è fatto beffare da rimbalzo, e qui lo Iacono l'ha parata con le punta delle dita, l'ha mandata sulla traversa e si ripartirà con calcio d'angolo. Ci sbattiamo la palla e ci sa perché a scendere il campo. Sarebbe il campo che a scendere non giocare. E a scendere verso la porta. Lo Iacono va forte sul secondo palo, l'aveva presa Pecorella. Quella che si sta verso la di rigore, e si ripartirà con rimessa laterale, che andrà a battere subito Vupacar. Giocata su Leonardo, che vuole proteggere il pallone, si appoggia ancora sul numero 11 e vuole il cross a rimorchio. Allontanato questa palla, le cicche lo Iacono, deve lottare, deve proteggere il pallone, va ancora lo Iacono, protegge Tusa la palla, poi ricomincia ad Spiteri, che allontana sui piedi di Lenzi. Lì c'è solo Marchese, che con la sinistra appoggia Dali Calsi, che vuole il dribbling effettuato su Tusa. Adesso va a largo da Pecorella, Inconcia la palla. la controlla, si è abbassato qui Campora, vuole l'1-2 chiuso con Pecorella. Vuole il cross, che si viene direttamente rimessa sul fondo. Era complicato mettere lì una palla in mezzo, era chiuso bene dal diretto avversario. Guarda, si spegne rimessa sul fondo. Non è caído là. Piazza, guarda avanti, poi si appoggia e va da Violante, vuole andare profondo dove non c'è però nessuno, c'è solo lo Iacono che la mette e va subito per largo da Di Marco.
Di Marco vuole il movimento dei suoi, lì c'è Marchese che di prima si appoggia ancora dallo Iacono, chiamato dal suo allenatore ad andare avanti. Marchese, adesso lo Iacono va a profondo a cercare Leonardo, palla raccolta poi dallo verso, lì c'è solo Tusa che la controlla, vuole proteggere la palla, poi c'è fallo ai danni del numero 4. Palla subito battuta sui piedi di Spitaleri, poi lì c'è ancora Tusa che mette ordine, ricomincia la Turci. Piazza a campo per salire, vuole il dribbling su Bubakare, non passa, la recupera Bubakare, poi lì c'è ancora Campora che si autolancia, che vuole mandare profondo Leonardo, palla però complicata per il numero 13, raccolta da Spitaleri che gira subito a Di Filippo. Zito la controlla, entra dentro il campo, si appoggia a la Tusa che guarda subito avanti e trova bene qui Cangemi che vuole andare la palla profonda a cercare Violante, beccato però un po' il gioco secondo il direttore di gara. Lo Iacono la controlla e va avanti, vuole mandare profondo Leonardo che vuole lottare con Spitaleri, Leonardo si mette davanti, vince il duello con Spitaleri che poi ritorna e lo manda in calcio d'angolo. Andrà Di Marco stavolta sul punto di battuta di questo calcio d'angolo, battuto forte sul primo palo, la palla passa, lo Iacono se l'è buttata in porta, fallo in attacco sul numero 1, spinto da dietro lo Iacono, per questo si è fatto sfuggire la presa del numero 1, rischio corso però per la Panormus su questa situazione, fallo sullo Iacono che nel modo poi di perdere il pallone se la porterà dentro, ma niente da fare, si riprende con il calcio di posizione, battuto subito sui piedi Turci, va a cercare il taglio profondo di Giuliano, non servito, poi sbaglia qui il controllo lo Iacono che regala, rimessa gialla. Lui deve andare incontro alla palla, non ho capito per il campo è quello che è. Zito si appoggia, poi palla trascinata fuori, si partirà con la rimessa bianca, stanno già passati 5 minuti all'inizio di questo secondo tempo, partita in questi 5 minuti che si sta diciamo diventando molto più intensa. Pilo verso vuole dribbling di Suora, non passa, poi c'è Lenzi che si spinge con Abubakar senza fallo, poi si gira largo e si va da Anello che la controlla, va avanti, vuole mandare profondo Campora, non servito, poi la raccolta palla da Piazza che allontana sui piedi di Marchese che guarda ancora avanti, fa bene però anticipato un'altra volta il numero 9, quella che si impegna, Tusa di testa si appoggia dal Zito che vuole il tunnel, non passa su Bubakar, Marchese appoggia da Loverso che alza questa palla, cerca dall'altra parte qualcuno, palla controllata adesso da Violante, sberta subito, lì c'è Pecorella che si appoggia da Campora, si vuole autolanciare di testa, lì c'è Piazza e poi protegge il pallone, lo fa bene però Campora lotta, ma il campo è finito, si partiva con rimessa al punto. Spitaleri, Tusa controlla e va da Di Filippo, di prima vuole mandare Zito, palla intercettata da Di Marco e si ripartirà con rimessa gialla. Sbagliata la rimessa, recuperata qui da Campora, va subito da Marchese che ritorna ad Anello che va a lungolina a cercare Bubakar che la controlla con l'esterno, poi fa una bella giocata qui Bubakar a mandare via qui Violante, c'è il cross di Pecorella in area di rigore, allontanato da Turci, ancora Bubakar, lotta con Violante, si scontrano i due, Pecorella salta, vuole tenere questa palla, poi arrivano in campo, lotta con Violante che poi alla fine vince il duello di fisico e conquista pure calcio di punizione. Tusa va a lungolinea a cercare Giuliano, palla che poi non raggiunge il numero 11, però si spegne rimessa laterale,
rimessa che andrà a battere Nello, cerca Pecorella che salta di testa, non trova compagni, poi Turci allontana. Giuliano deve crederci su questo pallone, lì c'è solo Licalzi che è veloce, deve tornare indietro dal proprio portiere che la controlla, che non va di prima, con una palla complicata su Anello, comunque la può mettere giù e guarda avanti, alza questo campanino a cercare Pecorella, che la palla è rimasta in campo, poi non riesce a girare il numero 2, la manda in rimessa laterale che andrà a battere Violante. Tocco sbagliato da parte qui di Cangemi, che ha sbagliato l'appoggio prima verso il numero 7, regalata la rimessa a Cuspalermo che può risalire il campo. Licalzi, Marchese si è abbassato per ricevere e poi va subito largo dallo Iacono, le controlla e guarda avanti, va a cercare tra le linee Di Marco che deve duellare, vuole il cross in mezzo, si era rimasto fermo qui Lo Verso che avrebbe potuto correre su quel pallone che Di Marco poteva fare solamente quella giocata in quella situazione. Rimasto fermo Lo Verso, poi regalata, adesso lo Iacono che vuole i suoi su. Spitaleri guarda avanti, va a profondo, palla sventagliata dove c'è solo Licalzi che la mette giù, poi il Marchese spintonato là dietro da Giuliano, commette fallo, il numero 11 sarà fallo bianco. Lo Iacono va di prima da Di Marco, la controlla, poi torna ancora dallo Iacono. Licalzi, Marchese, ancora Licalzi, lo Iacono, il taglio profondo di Marco, poi la pari Panelici, deve cadere Leonardo che perde il duello con Sito, poi recuperata poi da Tusa, allontanata, lì c'è Marchese che la mette giù, va ancora dallo Verso che deve uscire con la zona di campo, nello stretto esce adesso Cuspalermo con lo Iacono che torna da Marchese. Va dalla linea a cercare Campora che è per un attimo scivolato, poi Turci la prende male e la manda in rimessa laterale. Campora sbaglia il controllo, lì c'è Di Filippo, protegge il pallone, lontana, un'altra volta rimessa. Di Marco, Campora sotto la controlla meglio, lotta, perde un'altra volta il pallone sui danni di Cangemi, poi commette fallo il numero 9. Bello quell'anticipo di Cangemi che ha strappato via il pallone a Campora, poteva girarsi. Si partirà con calcio di posizione, ma ci sarà cambio per il Cuspalermo, entra con la maglia numero 16, si tratta di Pupella e prenderà proprio il posto di Campora. Spitaleri va a profondo a cercare Lenzi che spizzetta a cercare Giuliano, salta lo Iacono, poi rimane là, Marchese gira subito da Di Marco, deve guardare avanti il numero 8, poi va al lancio profondo a cercare Leonardo e Lo Verso, lì c'è solamente Turci, poi arriva Spitaleri che con la testa appoggia sullo Iacono. Piazza alza la testa, va a profondo a cercare Lenzi, la mette giù bene il 9, vuole la giocata di tacco a cercare Violante ma non passa su giocata, Anello poi lancia il pallone, poi arriva nella, la prende Cangemi che gira di prima da Sottusa, ancora bello e chiuso l'1-2, palla avanti a cercare Zito, anticipato dallo Iacono che mette il gambone e allontana il pallone, Turci di testa appoggia su Spitaleri che da solo ha tutto il tempo per girarsi e impostare l'azione. Zito vuole proteggere questa palla, ha cercato da 3 uomini, poi lì c'è Pupella che interviene, protegge la palla, poi torna da Marchese
che va all'inserimento a cercare Loverso, palla intercettata, la inserisce Pecorella che sale, palla al piede, poi si dimentica del pallone, palla recuperata da Tusa che mette ordine, va da Spitaleri che si appoggia da Di Filippo che deve si allunga un attimo il pallone, è recuperato subito da Pupella, poi c'è quello di Di Filippo e Daniele Pupella che è entrato bene in campo con molta grinta, guadagna fallo il numero 16. Punizione che andrà a battere lo Iacono. Giuliano messo in barriera da parte di lo Iacono. Due omonimi, uno in porta e uno in campo. Lo Iacono chiama schema, va sul secondo palo, palla che testa e prende la traversa piena. Punizione che aveva beffato qui lo Iacono. Poi lotta con Bubakar che voleva calcio di rigore, non chiamato il direttore di gara. Adesso palla allontanata a lungolinea, cerca il movimento di Violante, palla non raggiunta. Adesso però c'è l'incrocio dei pali preso da parte di Loiaco direttamente da calcio di punizione. Era rimasto sorpreso quel numero 1 in maglia rossa da questa traiettoria della palla che si è stampata su incrocio dei pali. Anello va profondo a cercare la sponda di Leonardo che non riesce a spezzare questa palla. Lenzi allontana il pallone, lì c'è solo Marchese che deve mettere ordine, deve girarsi il 7, lotta con Giuliano, va ancora Marchese, si trascina la palla sull'esterno, poi vuole i compagni da servire, si autolancia, poi lotta lì con Violante, guadagna però rimessa dal fondo il numero 7. Sgonfia sta palla, sgonfia! Turci va a profondo, lì c'è solo Iacono che l'aggancia questa palla, poi interviene Lenzi che comunque fa sbagliare lo Iacono e così guadagna rimessa laterale. Di Filippo si appoggiò da Lenzi, è voluto giocare con una bella giocata, passi 9 però c'è il recupero di Marchese che strappa il pallone, poi si appoggia a Bubakar che sterza su Lenzi, va Bubakar e va dentro a cercare Loverso che va per correre a largo, che è rimasto fermo, è tornato Violante, si appoggia dallo Iacono. Poteva anche fare un'altra giocata lì Loverso, poteva anche puntare direttamente ai Turci. Adesso rimessa per Pecorella, battuta per Piazza, scusatemi, che gioca subito dietro la Panormus, palla allontanata, poi si piglia sulla testa di lo Iacono che alza questo campanile, spinta a Bubakar senza fallo, un secondo direttore di gara. Marchese va da lì Calzi, la controlla, si orienta e va subito dallo Iacono, c'è l'arco di Marco. Invece si torna ancora dal proprio capitano che vuole compagni da servire, adesso sale palla al piede. Marchese si abbassa solo su uniti dei difensori centrali per impostare l'azione, poi palla giocata su Bubakar, palla complicata recuperata da Lenzi, ancora Bubakar lotta, scivola su quel pallone, palla si impenna, lì Calzi, legge rimbalzo, dribbla adesso Giuliano, poi lontana il pallone, cerca lo verso anticipato però da Piazza, lì c'è Pupella che torna dallo Iacono. C'è il contromovimento di Di Marco servito, adesso è il numero 8 sul profondo. La mette giù, vuole puntare Di Filippo però ritorna sulla giocata, si sposta anche il pallone, però torna ancora Di Marco che lo fa sbagliare, poi si appoggia da Leonardo, guadagna rimessa. Leonardo la controlla col mancino, deve uscire da quella zona di campo, va ancora Leonardo, strattonato da Spitaleri che lo manda a una totta rimessa. Leonardo deve proteggere il pallone, la tocca con la coscia, poi palla allontanata
lotta qui Giuliano, conquista fallo ai danni dello Iacono, richiamato dal direttore di gara. Di Filippo, zitto, sbaglia l'appoggio, recuperato la palla da Boubacar, adesso Leonardo vuole andare in contropiede però ritorna subito la Panormus con Di Filippo che recupera subito il pallone. Poi si va da Zito, c'è pressing di Tiro verso le spalle, anticipato qui Lenzi, comunque gioca il pallone, poi Zito allontana a cercare Giuliano, anticipato da Licalzi, ancora Lenzi, dribbla a Boubacar, ancora il numero 9, ancora Boubacar torna sul pallone, glielo strappa e lo manda in rimessa laterale, che è pure bianca. Ci sarà però rimessa per la Panormus, ci sarà però cambio per la Panormus. Esce con la maglia numero 10 Zito ed entra con la maglia numero 14 Baudo. Rimessa profonda, palla che passa, lì c'è Pecorella, si vuole autolanciare, è veloce il numero 2, poi palla che va rimessa laterale, sarà bianca ancora. Boubacar la controlla, vuole andare col cross profondo, secondo palo arriva Di Marco, spintonato all'ultimo Di Filippo, a terra Di Marco, poi si è preso un colpo nel modo di cadere, rimane a terra il numero 8, cross era buono, qui deve Boubacar a cercare il secondo palo, a saltare anche lo Iacono, ci è arrivato Di Marco, poi è arrivato anche la chiusura di Filippo che col fisico lo sposta e lo manda fuori dalla traiettoria del pallone. Piazza, gioca dal basso adesso la Panormus. Palla profonda a cercare Giuliano, l'aveva spizzata, poi adesso arrivano ancora là, ancora Licalzi morde le caviglie, allontana il pallone come può, rimasta a terra però Licalzi. Spitaleri, sale palla al piede, va a profondo a cercare Lenzi, non riesce a aggiungere il pallone il numero 9, poi esce lì Costanzo che lo fa sua, la chiama e va dallo Iacono, cioè esce subito in pressing e qui il neoentrato Baudo che recupera subito il pallone e poi si è trascinato fuori, la rimessa sarà sua. Di Filippo cerca Giuliano che la spizza, lì c'è solo Iacono che la manda però dalle parti di piazza. Cerca Lenzi con una buona palla, anticipato il numero 9, lì ci crede Violante, palla che raccolta da Pecorella che la allontana, la palla si spegne, rimessa laterale e sarà ancora rimessa gialla. Rimessa profonda a cercare Giuliano che lotta, vuole uscire da quella zona di campo, lì c'è Lenzi che appoggia la Violante, che crossa in mezzo, la palla che non passa, poi lì ci deve cadere Di Marco che raccoglie il pallone, vuole giocare, vuole affrontare adesso Baudo, palla allontata sui piedi di Pupella che vuole uscire, va dentro da Leonardo, la palla è buona, poi si va adesso da Di Marco che vuole andare profondo da Pupella con una palla lunga, ci crede il numero, poi c'è il fallo qui di Filippo.
Cambio per le file del Cus Palermo, esce Anello ed entra con il numero 18 Marcianò. Turci alza la testa, va a profondo, lì c'è Di Marco, la mette giù, va a cercare Marchese, anticipato da Baudo, lì c'è Abubakar, vuole mettere ordine, palla che si impenna, allora Pupella vuole mandare avanti Roverso che cerca Leonardo con una buona palla un po' troppo lunga per il numero 13 che è in posizione regolare, costretto ad allargarsi. Leonardo vuole andare da Pupella, poi palla allontanata direttamente sugli spalti. Lo Iacono piazza, si è staccato Tusa, ha ricevuto la palla del 4, va largo, una palla complicata che finisce sui piedi di Di Marco che la controlla, poi va a cercare Pupella che la mette giù, vuole il dribbling, non passa sull'intervento di Di Filippo, la palla raggiunta da Giuliano, allontanata dallo Iacono a cercare Pecorella con una buona palla che il numero 2 vuole tirare in porta! Di controbalzo ha tentato questo tiro a incrociare Pecorella, poi la si spinta sul fondo. Sarà altro cambio dalle file gialle. Entra con la maglia numero 15. Si tratta di Scalisi. Ed uscirà con la maglia numero 11 Giuliano. Turci a cercare Scalisi, ha anticipato adesso la palla, lì c'è Abubakar, vuole mettere la gamba su quel pallone anticipato però da Tusa che perde il pallone da sotto il numero 11, poi la palla allontanata da Piazza direttamente in rimessa laterale. Siamo entrati al 70° minuto di gioco, mancano 20 minuti per recuperare la fine della partita, il risultato che resta ancora sullo 0-1 della Panormus col gol del numero 9 Lenzi. Loverso vuole prendere quel pallone, poi lì c'è Pecorella che per un attimo l'aveva recuperato sulla palla persa da Piazza che si lamenta col direttore di gara che voleva fallo, qui il numero 3. Palla però rimane su rimessa dal fondo che andrà a battere lo Iacono. Baudo gioca subito a cercare Violante, può partire con il pallone per la piede Violante, voi buttato a terra, secondo non c'è nulla, secondo il direttore di gara è caduto a terra da solo qui il numero 7, palla subito recuperata da Cus Palermo, si sale con lo Iacono, c'è il pressing di Scalisi, lo Iacono allontana il pallone sulle cercare Leonardo che la mette giù bene, poi c'è il controllo di braccio, non si è secondo il direttore di gara, Leonardo allarga il pallone, va da Di Marco, vuole puntare Di Marco, poi c'è la scivolata di Filippo che non lo fa passare, ma sa rimessa bianca. Di Marco cerca Leonardo, lì c'è Pupella che deve proteggere questa rimessa, la fa e la conquista. Guadagna metri il Cus Palermo. Leonardo lotta con Ospitali che la spizza di testa, cerca Scalisi che la protegge, spintato dallo Iacono che recupera il pallone, poi palla allontanata dove c'è solo Marchese. Mette ordine, va a largo da Pecorella. Si allarga il numero 2, poi cerca con una palla complicata Loverso che era rimasto fermo, palla brutta, a cercare il numero 10. È difficile però questo campo fa pena. Abbastanza, sì, abbastanza. Ci sono nella Sicilia fanno schifo. C'è l'unico che si va a vedere. Lenzi cerca con una palla splendida a Scalisi che deve raggiungere questo pallone. L'ho raccolto dal numero 15, deve puntare Pecorella, va Scalisi,
Volley cross basso, la palla passa, Lenzi la spizza! E c'è il gol del 2-0 della Panormus. Errore difensivo del Cus Palermo, che hanno ciccato questa palla in due. Poi è arrivato lì come operatore della di rigore il numero 9 Lenzi, che realizza la sua doppietta personale e realizza il gol dello 0-2. Panormus si uccideva via Riccianne, la società. Io la conosco pure. Io ho 81. Ha iniziato l'azione Lenzi e l'ha conclusa lui. Fatto tutto il numero 9 che prima ha allargato la palla a cercare Scalisi, che ha messo questo cross basso che sembrava innocuo per la difesa avversaria del Cus Palermo. Hanno lisciato il pallone sia Marciano che un altro giocatore difensivo. Poi è arrivato lì davvero operatore della di rigore Lenzi, che realizza il gol dello 0-2, che mette adesso la partita in chiave Panormus. Cambiò 17. E sarà un cambio però per le file del Cus Palermo per cercare di ravvivare l'attacco. È uscito, mi pare, Di Marco, è entrato con la maglia numero 17 Enrico. E 0-2 al 74. Doppietta di Lenzi. Abubakar recupera il pallone. L'ultimo a mollare, va Abubakar, si autolancia, Turci allontana. Lo Iacono va la rimessa dal fondo, cerca Scalisi, non riuscirà a controllare poi il numero 15 Licalzi, va a cercare adesso Rico, spintato da dietro, ci sarà fallo sul numero di Ancora non richiama Sciatanatura. Leonardo. Voleva proteggere il pallone e poi dà una gomitata da Daniele Spitaleri, poi cerca Scalisi, torna lo Iacono, Scalisi stava per dare una bracciata che lo Iacono non vista seconda dal direttore di gara. Adesso Licalzi torna indietro e va da Marciano, gioca largo, cerca Abubakar che la controlla, poi guarda avanti il numero 11, palla complicata, poteva scegliere altre vie, con il numero 11 che poi lascia la palla a cercare l'ultimo uomo Marchese, che la manda in rimessa laterale. Piazza, ricomincia la Turci, gioca centrale da Baudo che torna ancora dal numero 5 che allarga il pallone ancora da Piazza, controllato il pallone, preso in pieno Abubakar, sarà rimessa gialla che attualmente ha il pieno controllo della partita. Con 14 più recupero alla fine della partita, attualmente la Panormus lascia pochissimi spazi al Cus Palermo per cercare di imbastire un'azione offensiva. Al primo vero in porta del secondo tempo da parte della Panormus hanno realizzato i gol del 2-0. Tusa ricomincia da Piazza, esce in pressing forte Pecorella, però Piazza vince il contrasto, poi va a profondo a cercare Violante, dice a Marciano che deve proteggere il pallone, si rifugia in rimessa laterale. Andrà rimessa Violante, va a cercare Scalisi che protegge il pallone di Marciano,
mette poi il gambone, la palla finisce dalle parti di Tusa che allarga subito a cercare Spitaleri, che passa ancora dal numero 4, è salito Turci per ricevere il pallone. Tusa poi decide di ricominciare dallo Iacono. Ci va su poi Spitaleri, adesso c'è il pressing forte del Cus, palla complicata su Turci che torna poi saggiamente, intelligentemente dallo Iacono di testa, ha tutto il tempo per controllare con le mani e far salire i suoi. Lo Iacono va a profondo, salta Abubakar, la spizza da cinturiccio con Arto che deve tornare, piazza lontana, prende Marchese, lì c'è Pupella che di prima la gira a cercare Pecorella, una buona palla, Pecorella la controlla, poi guarda avanti, va al cambio gioco a cercare dall'altra parte di Coppa, l'hanno raggiunta dal 17, lo Iacono vuole puntare Baudo, va lo Iacono, allarga il pallone da Abubakar, si orienta, guarda avanti, vuole il cross in mezzo, palla che passa, facile per lo Iacono. Valo Iacono, la rimessa lunga, la palla passa, lì ci deve prendere, cerca di vedere Licalzi che lotta con Scalisi che entra sempre con molto agonismo. Poi c'è fallo di Baudo, di Niderico. Lo Iacono va a cercare Pecorella con una buonissima palla raccolta però dalla difesa gialla, dal muro giallo anzi. Turci è lontana sui piedi però di Marchese che la mette giù, vuole andare avanti, passa la Pupella, c'è il largo Ricote, avete 17 che va di prima e torna dallo Iacono, controlla, va avanti il numero 6, cambia gioco a cercare Abubakar, deve salire pure a Marcianò, va Abubakar, passa da Marcianò che la mette giù il numero 18, poi il cross in mezzo, la palla passa, la palla si impenna, lì c'è Pupella, la deve controllare, va ancora Pupella, deve girarsi però vede solo maglie gialle, palla recuperata, poi c'è Scalisi che deve proteggere, la palla deve fare salire i suoi, si autolancia, va Scalisi, poi il campo è finito. Lo Iacono va profondo, cerca Leonardo che lotta ancora con Spitaleri, va ancora Spitaleri, sta facendo un partitone qui il numero 6. Di Filippo cerca dall'altra parte Violante con una buonissima palla, sterza su Pecorella, Violante voleva cercare dentro Lenzi, recuperato il pallone da Abubakar che va a lungolinea, va a cercare lo verso che può recuperare il pallone spintonato da Piazza con fallo da dietro e si partirà con fallo dalla 3/4 per il Cus Palermo, ma ci sarà cambio. Andrà lo Iacono sul punto di battuta di questo calcio di punizione dalla 3/4, punizione può essere importante per realizzare un'azione offensiva o anche un calcio in porta a tagliare tutta la difesa che sarebbe complicatissimo per il portiere intercettare una traiettoria del genere. Vedremo cosa farà lo Iacono. Ma lo Iacono va forte sul secondo palo, palla troppo alta, Spagna è sopra la porta difesa dallo Iacono che può controllare il pallone in sicurezza, la guarda andare fuori, adesso vuole chiedere calma perché siamo raggiunti all'82. Sarà altro cambio nelle file del Cus Palermo, entra con la maglia numero 14, si tratta di Tagliavia ed esce Roverso. Piazza va a lungo, dice solo Abubakar che la mette giù, va avanti Abubakar, sbaglia il passaggio
è scivolato Tusa, è tornato adesso, taglia via sul recupero del pallone, adesso c'è Marchese, deve girarsi, c'è solo dall'altra parte lo Iacono, però si va a giocare nella zona chiusa di campo, recuperata la palla adesso da Lenzi, sale palla al piede, vuole puntare il 9, c'è accanto a lui Scalisi, servito il numero 15, può raggiungere il pallone, va Scalisi con lo scavetto, c'è che dall'altra parte Baudo, che va ad allargarsi, ancora Lenzi, liscia il pallone, Scalisi fuori gioco di Scalisi. Entra adesso con la maglia numero 15 della Chiesa del Cuspa Ermo, ultimo cambio, entra Gua ed esce Marchese. Comunque contropiede che stava per risultare fatale per il Cuspa Palermo, ha perso il pallone ingenuamente lì Marchese, poi contropiede gestito benissimo una tolta da Lenzi che ha mandato in profondità Marchese, Scalisi che ha messo questa palla sul secondo palo a cercare Baudo che l'ha rimessa dietro, ne è arrivato per un centimetro su quel pallone Lenzi per fare la sua tripletta, poi trovato in fuorigioco Scalisi e si ripartirà con calcio di punizione che andrà a battere Costanzo. Finiti i cambi delle file del Cuspa Palermo, i giocatori ne approfittano per una sosta per bere acqua, anche perché c'è un giocatore in maglia gialla che ha bisogno di cure, sta uscendo pure scortato dal proprio allenatore, si tratta di Piazza che è caduto a terra, per ora non sia nulla di grave per il numero 3. Infatti esce subito Piazza con i crampi, penso abbia il numero 3, e darà spazio al proprio compagno con la maglia numero 13 Scramuzza, e va a prendere appunto il posto di Piazza. Comunque ha fatto una grande partita, fase sia di copertura che in fase offensiva. Lì Calzi va tra linea a cercare Pupella che vuole giocata di prima, palla anticipata da Baudo che va a cercare Lenzi, gioca di prima su Tusa, si passa ancora da Baudo, vuole il dribbling nello stretto, passa ancora Tusa che esce il pallone da là e ricomincia da Turci. Scramuzza, controlla il entrato, va a profondo, palla recuperata da Bubakar, comunque è stato il migliore dei suoi attualmente, il numero 11, ha lottato su ogni pallone, ha corso tantissimo veramente il numero 11. L'ultimo dei suoi a smettere di crederci. Gua lotta su Scalisi, recupera il pallone subito, il numero 15 palla recuperata, adesso si passa da Licalzi, vuole andare lungo a cercare Pupella, gira di prima, poteva anche controllarla, qui il numero 6 c'è molta frenesia tra le figlie del Cuspa Palermo, giocate tentate anche di prima che sono complicate, potrebbero anche magari stoppare il pallone, cercare un dribbling in più. Adesso lo Iacono si intestardisce troppo con il possessore del pallone, poi conquista fallo, conquistato per preso Di Filippo, si chiariscono subito i due. Ma lo Iacono c'è dall'altra parte Abubakar, servito il numero 11, fa rimbalzare il pallone e poi la controlla col petto e guarda avanti Pecorella. Entra dentro il campo, perde il possessore del pallone, recuperato da Violante che manda avanti Lenzi che va ancora dentro dal numero 7 che cerca Scalisi, lotta con Gua, vince il duello Scalisi, poi torna Pecorella, poi alla fine interviene Marciano che manda Pupella, c'è largo a Ricò, non servito, subito Ricò prende però fallo Pupella con questo a metà campo, subito battuto da Bubakar che allarga da lo Iacono. Lì Calzi, lo Iacono, ancora Lì Calzi, poco movimento da parte dei giocatori in maglia bianca. Con la profonda cercare Leonardo che è in posizione regolare, deve proteggere il pallone Leonardo, entra dentro il campo, poggia da Ricò che perde da conquistare il pallone, lotta a ospitare Rica, allontana come può a cercare Scalisi che deve proteggere la palla, interviene lo Iacono che torna e torna dietro, e ancora la possessione del numero 6 Marciano. Abubakar,
Gioca la palla per quella lungolina a cercare Boubacar, palla totalmente fuori misura, si spegne sul fondo e noi siamo all'88esimo minuto di gioco. Mancano 2 minuti più recupero fine di questa partita che vede attualmente la Panormus condurre per 2-0 ai danni del Cuspa Ermo con la doppietta del proprio numero 9 Lenzi. Spitaleri si gira Baudo, non vede nessuno che lo pressa, si gira e va avanti, cerca Lenzi, lotta Boubacar ancora, Lenzi però esce col pallone, lotta poi ancora Baudo, palla scaricata di Cericò che deve girarsi, lotta ancora il numero 9 che si gira, fa un altro grande levorio con questa folla, attualmente migliore in campo. Calma. Spitaleri va lui sul punto di battuta di questo calcio in posizione da molto lontano, decide di mettere ordine e tornare da scramuzza. Palla di prima gioca tirata da Lenzi, poi lì c'è Gua che manda avanti dove non c'è però nessuno, c'è solo ancora Scramuzza che alza questa palla, c'è Lenzi che deve proteggere dai danni di Marciano, la spizza a cercare Violante che entra dentro il campo, va profondo a cercare Baudo che gira ancora il numero 7 che vuole andare ancora dentro, è una bella idea, palla che però raccolta da questa un po' anticipata adesso da Tusa, dice interviene Pupella che vince il contrasto, palla recuperata dal numero 16 che manda avanti Enrico, palla troppo lunga. Di Filippo va a lungo, cerca Baudo, la gira, c'è solo Tagliavia che va dietro da Gua, vuole andare Pecorella avanti, poi la recupera subito la Scramuzza che la allontana sulle parti di Licalzi, la appoggia sullo Iacono, alza la testa e va profondo a cercare Leonardo, trovato bene il numero 13, però perde il possesso del pallone, palla subito recuperata, poi mette una pezza qui il numero 8, si tratta di Cangemi che torna dietro, poi si fa da Turci che appoggia saggiamente la Scramuzza. Giocherà fino al 94esimo minuto di gioco segnato da parte del direttore di gara, 4 minuti e si finirà al 94. Scramuzza va da Turci per tenere la palla adesso la Panormus per congelare la partita questi minuti che mancano. Spitaleri, Baudo va a cercare profondo Di Filippo che non riesce a cancellare il pallone, interviene qui lo Iacono, deve lottare col numero 2, lo Iacono lotta ancora con Di Filippo che gli passa davanti però non con questa rimessa. Boubacar è sceso per giocare il pallone, poi torna però da Marciano, non vede sbocchi offensivi il Cus Palermo. Licalzi, lo Iacono protegge il pallone, lo Iacono allarga il pallone, va adesso da Marciano, non c'è nessuno largo per ricevere il pallone, va invece lungo centralmente a cercare Boubacar, è costretto ad allargarsi e a staccarsi, trova Gua tra linee, è bella qui il servizio, deve andare Gua, va a cercare Pecorella che va ancora a cercare Boubacar, vuole la giocata di tacco, non passa, poi la palla rimane ancora al numero 11, poi recuperata però da Tusa che va da Cangemi che gira subito a cercare Violante, vuole il doppio dribbling, passa il numero 7, vuole passare su Pecorella che però torna e guadagna pure possesso, giocata subito su Marcianosi, passa da Licalzi, Pupella gira di prima a cercare lo Iacono che sale palla al piede, vuole andare avanti il numero 6, vuole in movimento i suoi, servito Rico, gira ancora dal numero 6, palla recuperata però da Baudo che deve proteggere questa palla sul fondo del campo, va lungo a servire adesso Tusa che da solo può girarsi, il numero 4 è venuto a giocare Lenzi anticipato da Boubacar, ci mette qui la gamba Tagliavia, prorega la palla a Di Filippo che galoppa sulla fascia, c'è accanto a lui Scalisi,
Di Filippo, vuole fare tutto da solo, fa ancora il numero 2, è veloce, deve lottare con i calci. Arpiona quel pallone, guadagna pure calcio d'angolo. Siamo al 93, manca un minuto del possesso giallo, che presumibilmente terrà la palla alla bandina per far finire questi secondi che passano, questo ultimo minuto. 60 secondi alla fine della partita tra Cusco Palermo e Panormus, che vedrà trionfare i giocatori in maglia gialla, ovvero la squadra capolista del girone, che conquista altri 3 punti importanti per la corsa alla vittoria del proprio girone. Risultato che amplia ancora i punti di distacco della Panormus e Cusco Palermo, che aveva un disperato bisogno di punti per evitare aveva un bisogno di punti per evitare di staccare la zona playout, cosa che non è riuscita oggi. Ci sono comunque tante ancora partite per cercare di mettere una pezza. Adesso direttore di gara fischia, fine della partita, trionfa la Panormus al campo del centro sportivo Cusco Palermo, vince in casa del Cusco per 0-2 con la doppietta di Lenzi. Io vi ringrazio per aver seguito questo canale, per aver seguito questa partita, per aver ascoltato la mia voce. Vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana. Noi